Intanto ieri, vigilia del 31esimo anniversario dell'assassino mafioso del giudice Rosario Livatino, nell'ambito delle serate settembrine promosse dal Museo Diocesano di Agrigento, si è tenuta una conversazione sulla figura del giudice beato a partire dal volume per ragazzi Rosario Livatino, la lezione del giudice ragazzino, con gli autori la giornalista Lilli Genco, l'arcivescovo metropolita Alessandro Damiano. È intervenuto Felice Cavallaro, inviato del Corriere della Sera e direttore della Strada degli Scrittori, con interventi di Francesco Nocera Bracco, autore del lavoro teatrale La mia scelta. L'incontro si è svolto sul sagrato della cattedrale di Agrigento, dove il 9 maggio è avvenuta la cerimonia di beatificazione. L'incontro conclude il progetto Santi o Eroi della Porta Accanto, promosso dal Museo Diocesano di Agrigento e coordinato da Domenica Brancato, al quale hanno aderito 2 istituti comprensivi della provincia di Agrigento, il Guglielmo Marconi di Licata e la scuola Quasimodo, l'Istituto Comprensivo Esseneto e la Castagnolo di Agrigento. L'anniversario dell'omicidio di Livatino ci è sembrata la data più naturale per concludere il progetto e riflettere sulla figura del giudice proprio nel luogo in cui la Chiesa ha celebrato la sua beatificazione. Così Don Giuseppe Pontillo, direttore del Modia di Agrigento: le considerazioni e le domande dei ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, sono state lucide, interessanti e acute. Il metodo scelto, quello dell'ascoltare, del riconoscere e del raccontare. La didattica si è conclusa con la visita nei 2 istituti scolastici dell'arcivescovo Don Alessandro, il quale ha consegnato ai ragazzi partecipanti al progetto una copia del volume pubblicato in occasione della beatificazione. Il libro Collane giganti è arricchito di materiali per l'approfondimento utile a favorire un percorso di conoscenza o autonomo sui temi della legalità o per l'uso didattico.